Siamo sulla buona strada, questo è il titolo di un progetto che coinvolge Aquarinto ma soprattutto gli immigrati. Sì, diciamo che è uno dei progetti promossi da Aquarinto per favorire l'integrazione dei migranti. L'integrazione in questo senso riguarda la condotta in strada. C'è da dire che è un progetto promosso a valere sullo SPRAPE, quindi coinvolge tutti i comuni della provincia di Agrigento che vi aderiscono. Oggi siamo qui ad Agrigento, presenteremo il progetto e i risultati di questo progetto unitamente al Comune di Agrigento, ai suoi referenti e al responsabile della Polizia Stradale, che ringraziamo per l'apporto dato al progetto. È un'iniziativa che tende ad accompagnare i migranti verso un'integrazione pratica, verso una consapevolezza del rispetto delle regole. Sono ragazzi giovani, la maggior parte, camminano a piedi, quindi nella qualità di pedoni, camminano in bicicletta, a breve ci auguriamo e ci auspichiamo che possano anche utilizzare altri mezzi e quindi devono assolutamente essere coscienti delle regole stradali, della polizia intesa come non soltanto come organismo repressivo ma anche come organismo di supporto alla convivenza civile sul territorio. Questo è un po' l'obiettivo del progetto. L'organismo di controllo, l'organismo di educazione, la Polizia Stradale diventa insegnante per gli immigrati in questo progetto? Sì, ma la cosa più importante è che in questo processo loro di integrazione rende indispensabile una conoscenza delle norme per il loro rispetto. Quindi tra quelle norme che loro devono conoscere e quindi poi rispettare in questo processo di integrazione, una parte importante ovviamente hanno anche le norme del codice della strada. E queste norme servono non solo per il buon vivere civile, ma soprattutto anche per salvaguardare la loro vita. Questo progetto è molto importante perché si inserisce in un concetto che è quello dell'integrazione. L'integrazione è fatta soprattutto di conoscenza e applicazione delle regole e io penso che questo sia fondamentale se vogliamo che realmente questi ragazzi, che sono dei ragazzi richiedenti asilo e ospiti dello SPRAR, cioè proprio di una struttura che è deputata ad accogliere le persone che sono richiedenti asilo, però è importante che loro, per loro conoscenza ma anche per un ottimale inserimento nella società, conoscano le regole. Come ti chiami e da dove vieni? Mi chiamo Lambat e vengo dal Nigeria. Una tua opinione su questo corso, sull'educazione stradale? È una cosa che è buona, che dobbiamo conoscere e utilizzare perché è importante per conoscere il codice della strada.